tutti, bentornati allo Scrigno del Calcio. Dovevo fare questa puntata all'indomani dell'esclusione del Taranto dal campionato di Serie C. Io oggi, come avrete letto dal titolo, vi parlo dell'ultima stagione, dell'ultimo campionato del Taranto in Serie B, che ormai è datato oltre 30 anni fa, è datato 32 anni fa per l'esattezza, stagione 92-93. Io vi parlerò brevemente di quella stagione, ma io volevo fare una riflessione anche su una piazza che meriterebbe tanto di più e che invece negli ultimi 30 anni è stata costretta a fare i conti più con le radiazioni, i fallimenti e le esclusioni che con i campionati effettivamente giocati sul campo. Taranto ha fatto tanta Serie B negli anni 70, negli anni 80, era una presenza quasi fissa del campionato cadetto, è tra l'altro la città più grande d'Italia a non aver disputato neanche un campionato di Serie A, uno stadio bellissimo, lo stadio Iacovone, intitolato tra l'altro al giocatore più rappresentativo, più storico della storia del Taranto, purtroppo scomparso da giovane per le conseguenze di un incidente stradale. Uno stadio che veramente come minimo meriterebbe la Serie B. Questo non vuol dire che ovviamente una squadra, perché è blasonata, perché con un bello stadio e un bel pubblico, un pubblico caldo, debba per forza essere in Serie B o in Serie A. Però il ragionamento che a me viene da fare, il rammarico che ho, è che davvero questa è una piazza che, quando è stata messa nelle condizioni di avere una società importante, ambiziosa, ha risposto con i fatti, e le stesse squadre sono state poi incentivate e motivate dalla presenza del pubblico e di una società importante. Io vi faccio l'esempio non di chissà quanti anni fa, ma dell'inizio degli anni 2000, quando il Taranto con Riganò centravanti arrivò ad un passo dalla Serie B, perdendo la finale dei playoff contro il Catania. Quando il Taranto ha avuto a disposizione delle società ambiziose, delle società facoltose, poi ha risposto sul campo, e dispiace vedere una società addirittura esclusa a metà del campionato di Serie C, con una valanga di punti di penalizzazione, con un pubblico che io lo vedevo seguendo i commenti sui social del Taranto, che era tra il rassegnato e l'ironico nei commenti prima dell'esclusione, quando addirittura i vecchi proprietari o i presunti nuovi compratori dicevano che non c'era nessun problema, che la squadra avrebbe tranquillamente finito il campionato e che avrebbe potuto addirittura salvarsi sul campo, e che tutti gli stipendi arretrati sarebbero stati pagati. Ci sarebbe poi da aprire non un discorso, ci sarebbe da aprire un congresso sui controlli che vengono fatti sui club di Serie C, perché negli ultimi anni non è l'unico caso questo, quello della Turris, anche nello stesso girone, che vengono escluse a metà del campionato perché ad un certo punto smettono di pagare gli stipendi. Questo è quello che è successo al Taranto purtroppo in questa stagione, e non è la prima volta. Se voi aprite banalmente Wikipedia, potete andare a vedere i fallimenti, le radiazioni e le esclusioni del Taranto dagli anni 90 ad oggi. È una media di ci sono delle piazze che hanno vissuto questo troppe volte negli ultimi anni: Taranto, Messina, Lucca. Io non so di chi sia la colpa, credo che poi ad un certo punto siano piazze e tifoserie anche che si aggrappino poi al primo compratore che arriva e sono, tra virgolette, in balia di chiunque, perché non è possibile che ci sono società che in 30 anni hanno, anche con alti e bassi come risultati, possono essere state promosse, retrocesse, non è questo che conta, ma sono rimaste comunque sempre con i conti
a posto con società che sono le stesse da tanti anni, e società come il Taranto che sono andate incontro a fallimenti continui e a proprietà che non sono riuscite poi a mantenere non solo le promesse e le ambizioni sportive, ma non sono riuscite neanche a far quadrare i conti, tanto da dover portare i libri in tribunale e non permettere la continuità sportiva alla società. E il Taranto 92-93 è l'ultimo che noi abbiamo visto in Serie B. Taranto che veniva dallo spareggio vinto ad Ascoli contro la Casertana l'anno prima, che aveva permesso ai pugliesi di salvarsi e di rimanere in Serie B, e pensate che il presidente di allora, Donato Carelli, dopo quello spareggio dirà: prometto alla tifoseria che non soffriremo più come in questa stagione, ci attrezzeremo per disputare un campionato più tranquillo. Forse lui già sa che ci sono delle problematiche in seno alla società, problematiche di natura finanziaria, forse lo sa in parte. Fatto sta che il Taranto si approccia alla stagione 92-93 con la consapevolezza che al contrario ci sarà da soffrire per mantenere la categoria, la Serie B. Questo è l'album del Taranto, la pagina del Taranto 92-93, tra l'altro con le foto fatte con questa maglietta rossa che sembra una maglietta qualsiasi sportiva, qualsiasi, non sembra una maglia da calcio, lo scudetto dell'epoca storico con eccolo qui del Taranto. Non era la classica maglia a strisce verticali rosso-blu che solitamente hanno i pugliesi. Vedo anche tra l'altro dei giocatori come Pistella che avevano giocato in Serie A, vedo anche Ciro Muro che era un grande talento dell'epoca, c'è anche Giacomo Murelli che è il secondo di Pioli al Milan, alla Fiorentina, alla Lazio, all'Inter. Eccolo qui vicino al portiere, che tra l'altro è Luigi Simoni, ex portiere anche del Pisa e del Cosenza. Insomma, la stagione parte con l'allenatore Vitali, purtroppo scomparso diversi anni fa. Il campionato parte male, il Taranto è invischiato immediatamente nei bassi fondi della classifica, peggio di lui fa solo la Ternana che sarà ultima alla fine della stagione. Il 22 dicembre viene esonerato Vitali, arriva Caramanno che è all'esordio in Serie B, non è un allenatore particolarmente esperto nella cadetteria, eppure il suo debutto è ottimo con la vittoria contro il Padova all'esordio, ma è un fuoco di paglia. Il Taranto continua a perdere partite su partite, non riesce a vincere soprattutto gli scontri diretti, addirittura il 4 aprile pareggia in casa con la Ternana, ultima in classifica, l'ultima chiamata per provare a sperare in una salvezza. C'è una contestazione enorme alla fine di quella partita e inizia a serpeggiare tanto pessimismo in città, ma non soltanto per l'imminente e ormai inevitabile retrocessione, quanto perché qualche giornalista inizia a parlare con un po' con probabilmente anche con qualche rappresentante del comune a Taranto, iniziano a diffondersi le voci che c'è il rischio che il Taranto non si iscriva neanche alla Serie C successiva, perché la proprietà ha diversi problemi economici. Alla fine arriva la retrocessione, addirittura il Taranto vincerà le ultime due partite contro Monza e Cesena-Taranto 0-2, e a oggi l'ultima partita del Taranto in Serie B. Arriva la retrocessione con 27 punti, appena 6 vittorie, 15 pareggi e 17 sconfitte, e nell'estate del 1993 il Taranto non si iscrive alla Serie C, viene radiato dai campionati professionistici, costretto a ripartire dal campionato nazionale dilettanti, che è l'attuale Serie D, ed inizia da lì questo calvario che in fondo definitivamente per Taranto e il Taranto non è mai finito. Vi faccio vedere come ultima immagine una delle tante partite, delle tante sconfitte del Taranto di quella stagione a Piacenza, col Piacenza che verrà promosso in Serie A alla fine di quella stagione. Piacenza-Taranto 2-0, vedete Pino Lorenzo, ex attaccante anche del Bologna, in una di quelle tante sconfitte, il 15 novembre del 1992. Il Guerri Sportivo aveva dedicato alla Serie B un po' tutto l'approfondimento, perché la Serie A era ferma per la sosta. Eccolo qui, Piacenza-Taranto
2-0. Il Taranto era in Serie B in quel 92-93, non l'abbiamo più rivisto in Serie B e purtroppo oggi non lo vediamo più tra i professionisti. Chissà dove riuscirà ad iscriversi la prossima stagione, speriamo quantomeno in Serie D, speriamo o forse in eccellenza, ma non ha importanza tanto la categoria quanto che finalmente possa avere una proprietà degna di questo nome, delle ambizioni e anche del blasone di una città che negli ultimi 30 anni ha sofferto veramente tanto, probabilmente troppo, e anche gli appassionati di calcio che sperano sempre di rivedere un giorno quantomeno in Serie B la squadra tarantina saranno costretti a vedere ancora i rossoblù calcare campi polverosi e per nulla conformi alla storia del club pugliese. Tanti auguri e speriamo che davvero questa sia l'ultima volta in cui dobbiamo parlare amaramente del Taranto. Mi raccomando, iscrivetevi al canale che tanto è sempre gratis, lasciate like, commenti se avete ricordi del Taranto in Serie B o qualsiasi ricordo vi possa far piacere condividere su questo canale. Ciao a tutti.